Noi vogliamo convincere i nostri 9 sindaci, i cui comuni sono attraversati dal fiume Zero, di stipulare un documento che noi suggeriamo possa chiamarsi Carta del Dese e dello Zero. I motivi sono visibili da subito, basta guardare le acque dello Zero dove siamo adesso, si notano queste bolle viaggianti in superficie, bolle gassose probabilmente. Insomma, non servono tante parole per descrivere uno dei principali fiumi di risorgiva del territorio, troppi sversamenti non autorizzati, troppa incuria, da qui l'iniziativa che ha portato un serpentone di persone e sigle tra i boschi e i prati di Campocroce. In marcia anche Francesco Cazzaro, presidente del Consorzio Acque Risorgive, e i sindaci dei 9 comuni rivieraschi. Il fronte a difesa di Zero ed Ese sembra quindi compatto. Vogliamo scrivere una carta dello Zero, una carta che andrà a stabilire determinate competenze proprio per salvaguardare il più possibile questo ambiente naturale importantissimo. Lo scopo della manifestazione di oggi è quello proprio di sensibilizzare i cittadini ma soprattutto aziende, perché il fiume va rispettato, non va usato come una discarica e purtroppo, ahimè, ultimamente abbiamo avuto sversamenti che hanno creato anche moria di pesci importante e rovinato l'ecosistema del fiume. Tra l'altro purtroppo in questi ultimi mesi lo Zero è stato oggetto di alcuni sversamenti e noi per primi come comune di Zero Branco, sembra strano ma effettivamente avendo lo Zero nel nome ce l'abbiamo anche nel cuore, siamo attivati per primi avvisando le autorità competenti. Anche grazie a questo intervento siamo riusciti insomma a riportare lo Zero in una condizione almeno decente, ma questo non è l'interesse solamente della singola amministrazione o del sindaco, deve essere un interesse di tutti. Fiumi del territorio che attraversano aree dall'alto valore paesaggistico, ma per il poeta dialettale Pierfranco Uliana questi sono anche luoghi dell'anima. Qui dove lo Zero passa oltre la sua fanghiglia, resta del passato tutto ciò che si fa memoria nel presente.